Come on, everybody, be excited. Hallelujah to the Lamb of God. Well, I want to begin. First and foremost, voglio cominciare prima di tutto di ringraziare il Signore. I want to give thanks to the Lord. And I want you to pray for me right now because this is a preach I don't know what it's about. È l'unica predica che io non so di che cosa parlerò. Perché sono domande e risposte e io non so quali sarebbero le domande ancora, però lo Spirito Santo lo sa. I don't know the questions yet, but the Holy Spirit knows. Amen. So before you sit down and get so comfortable on those cushy chairs, let's all stand again. Hallelujah. Prima che vi siedete così comodi su questi cuscini belli, ok? Alziamo la mano, preghiamo nello Spirito, nelle lingue date. Alzate le vostre voci, lift up your voices. Let us praise the Lord right now. Brakasita. Lord God, we worship you, we magnify you, we glorify your holy name. We declare Jesus, you alone are Lord and God and King. Solo tu, Signore, sei il nostro Dio, Signore e Re. Hallelujah. Regna sulla nostra vita. Reign over our lives. Reign over our minds. Reign over our hearts. Reign in this church, Lord. Regni, Signore, su ogni area nella nostra vita, la nostra mente, il cuore, il nostro ministero, tutto ciò che noi abbiamo. Lo abbiamo in te, per te e tramite la tua grazia, Signore. It's for you, through you, and all by you, by your grace and for your glory. And so, Lord God, we welcome the Holy Spirit right now. Holy Spirit, we welcome you. Spirito Santo, ti diamo il benvenuto. Sei benvenuto, Spirito Santo. You are welcome in this place. Invade our hearts, invade our minds, invade our understanding. Hallelujah. Invada, Signore, la nostra mente, i nostri pensieri, i nostri cuori. Lavaci per mezzo dello Spirito Santo, lavaci per mezzo del sangue dell'agnello. Hallelujah. In the name of Jesus. Wash us clean by the blood of Jesus. Wash us clean by the Holy Spirit, Lord God. Now everybody, just a few seconds, lift up your voices, lift up your hands, alzate le mani, alzate le voci e pregate nello Spirito. Sabria katalabaro kotorobo shakatasa. Sora bala mandare di chi alla baro kobo sonda la bassata. Brakatala baradiki la hasondo lobo katalane mikitala mandarayo bosso. Sandari di chi la barakata la mandoro bokotoro dobo sinda la rabaokosa. We worship you, we magnify you. Lord, right now we are ready to receive impartation, information, revelation for transformation. In the mighty name of Jesus. Noi siamo pronti, Signore, per ricevere informazione, rivelazione. Alleluia, per trasformarci nel nome di Gesù. Parlaci, Signore, tramite la tua parola santa e per mezzo dello Spirito Santo. Speak to us, Lord, by your word and by your Holy Spirit, and glorify the name of Jesus. Glorifica il nome di Gesù. Noi leghiamo ogni spirito di confusione, di bugie, di accuse, Signore. We bind every spirit of accusation, every spirit of lies and confusion in the mighty, glorious name of Jesus. Hallelujah. We give you praise and glory. Everybody shout hallelujah. Amen. Amen, 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 amen. Ok, well, you may be seated. Potete sedervi. Allora, questa sezione l'abbiamo cominciata l'altra conferenza, la conferenza scorsa che abbiamo avuto, è stata molto accolta perché c'è molti che avevano delle domande. Infatti ognuno di noi abbiamo domande e molte volte non abbiamo tempo per chiedere alcune domande perché ovviamente il tempo è limitato. This session we started about a last conference that we do one session of questions and answers now, and many people have questions, even I have questions, okay, and many times we don't have time to answer them, obviously. So we put a session, and we'll, by the grace of God, we'll start doing this every conference, where we have question and answers. Now I'll tell you what, I have to be honest enough that I don't know all the answers.
Ok? Devo essere sincero che io non conosco ogni risposta. Io credo che Dio ha tutte le risposte. I do believe that God has all the answers. But if I don't know, I'm going to say to you, I don't know. Ok? Se non lo so, I will tell you, I don't know. Hello. Hey, we are all students. Nobody is a master here. You understand? Siamo tutti studenti, ok? Non c'è nessun maestro, solamente c'è uno maestro. Gesù, amen? So, hey, if I don't know, I said, I don't know. That would be fun. Anyway, I want to give thanks to the Lord for the wonderful job that our speakers already did this morning. Our dear sister, Reverend Mary Sherry, our dear precious brother, Liam Hayden. I want to give thanks to God for them and for God speaking through them. Voglio ringraziare i nostri qui che hanno parlato già, il Signore ha usato di voi, ha parlato tramite la vostra vita e grazie che il vostro ministero, la vostra vita è di grande valore agli occhi del Signore. Your life is of great value in the eyes of God. Amen. Hallelujah. And you are all special in this house. Ognuno di voi siete speciali in questa casa. Ok? Questa sera avremo con noi Pastore Nicola. We will have Pastor Nicola this evening in the 7 o'clock session. And in the 5:30 session we'll have our sister, what's her name? I forgot. Claudia Calderon. Calderon. Hagib Calderon vivo. Porterà un grande calderone con lei. Okay. She's going to bring a big cauldron with her because that's her last name, Cauldron. So anyway, praise God. Okay. Who has the first question? Whoops. Lord have mercy on me. I'm going to rely upon the Holy Spirit. Holy Spirit, you are the best teacher in Jesus' name. Now, stand up. Tell us your name and the question. Okay? Please, one question, okay? One question each, all right? So, come forward. Okay. Come forward, sister. Come forward. Come forward. Pablo, you make it in Maltese or Italian, which one of them? All right. Okay, mela. Ġifiri jena Inti minint. Mela. Xtaħbat, minint. Mela. Xnaħbat jena tifla tal-mulej, jena tifla tal-mulej. Mela, my name is Felicien. Ħares lejja, inti li jitkellem ħares lejja. Leg. Iva. Bo. Mela, jena naf li inti Felicien, ma mkunet jara fuq YouTube, ma jafux. Mela. Jien nista' ngħid. Issa, għejdu l-mistoqsija. Iva, saqs il-mistoqsija. Bil-Malti nista'. Kif trid? Bil-Malti. Tgħidilha bl-Ingliż u bil-Malti issa tagħmelhom bit-tnejn. Le ħanejda bil-Malti għax Għamela Maltija bil-Malti. jiena All right, here. Mela. Xi xahar ilu irċevej telefonata. Għal onni telefonata. Minn brother of ours. So, about a month ago I received a phone call from a dear brother. Da un fratello. Biex jgħidli tibqax tgħid Ġesu imma ibda jgħid Jexua. Mi ha detto non dire più Gesù, ma dici Yeshua. Issa, din ħaġa tqanqlet ukoll waqt il-programm il-ġimgħa l-oħra li nagħmel jien bħallum live. This question was raised up also in one of the programs that I do live on Facebook. Questa cosa è stata trasmessa pure nel mio programma che faccio ogni settimana. And my answer was, I always pray to Jesus. In Maltese, Gesù. When I was in Puglia, I casted out in Maltese. Also. Amen. Amen. Risposta. When I pray as a Maltese, I pray in the name of Jesus. When I was in Italy in Puglia, I prayed in Maltese and casted out the demon in Maltese. In Jesus, in the name of Jesus. Prego in maltese. And they left. Gesù. A Puglia ho cacciato. So the question is. The question is. La mistoqsija hija? Il-mistoqsija hija. Veru għandna nsemmu Jexua jew għax hija l-istess ħaġa Ġesu u Jesus. Stessa cosa. Okay, I want to start from here. Vorrei cominciare da. Jiena jisibni Gordon. Mi chiamo Gordon io. My name is Gordon. When I go to Italy, they call me Gordon. In Italia mi chiamano Gordon.
When I was in South America, they called me Gordito. Nel Sud America mi hanno chiamato gordito, il gordito. So if you call me Gordon, Gordan, Mi chiamate Gordon, Gordino, or Gordito, Gordano. I know you're talking to me. So che state parlando di me. Amen. Amen. So, this issue, I know some people who may eventually be listening this to YouTube, they may not agree with me, Questa cosa non but we tutti serve the forse Lord stanno of all d'accordo con me. nations. Amen. Ma noi serviamo il Dio di tutte le nazioni. Amen. We serve the God of all languages. Serviamo il Dio di tutte le lingue. He doesn't answer to British English, American English, or Australian English. Non risponde a inglese americano, inglese He inglese. answers to the cry of the heart, Australiano. not to your vocabulary. Risponde al grido del cuore. Okay. Al Avete pianto capito del voi cuore. italiani? Il Signore ci risponde non perché sente che noi stiamo vocabilizzando perfettamente in qualunque lingua, ma perché Lui sente il cuore, il grido del cuore, non il rumore. He doesn't listen to the noise, he listens to the heart. La linguistica. Amen. So I believe this is just pure unnecessary bondage and legalism. Allora credo che questo è un legame legalistico. Questo è solamente legalismo sfrenato, con non c'è nessun bisogno di averlo, nessun vita, perché noi siamo liberi in Cristo. Amen. In Christos, in Cristo. So, I think it's a bunch of hogwash, and I think they're trying to split hairs about nothing, and it's all unnecessary. Don't waste another minute of it. Oh, yes. Praise God. Thank you. There is a scripture, some of you want to look it up, it's in the Old Testament, I think it's in the book of Isaiah. C'è una scrittura nel libro di Isaia, dove il Signore dice al suo popolo che voi conoscete il mio nome, però non conoscete me. There is a scripture in the book of Isaiah where God speaks to his people, telling them, you know my name, but you don't know me. Many people try to say, his name is Jehovah, or his name is Yeshua. How do you know he's not Yeshua, or Joshua, or Yeshua, or Yeshua? How do you know that? This is a bunch of unnecessary hogwash. Is legalism, have nothing to do with it. Okay? It's a bunch of waste of time and energy. Next. That's it. Ok? Uno spreco di energia, di È tempo. tutto tempo sprecato, è legalismo sfrenato. Il Signore risponde al grido di fede che viene dal cuore, non perché sente che stai, come si dice, pronunciando il suo nome proprio. Sì, lo sappiamo. Lo sappiamo che il suo nome è Gesù, Jesus, Jesus, Yeshua, Yahoshua, ok? Però anche noi lo chiamiamo Signore, ok? So we call him Lord. So yes, we know that his name, we call him Jesus, Yeshua, Jesus, Yahoshua, Yeshua. This is a bunch of legalism, hogwash, have nothing to do with it, okay? So don't worry about it. But as I said, it's not about knowing the dictation of the name, it's about knowing him. Ok? Non ha niente di fare che uno che deve sapere come si pronuncia il nome, ma che tu hai veramente un cuore, conosci, che lui conosce te e che tu conosci lui. Questo è il più importante. Questo è veramente che conta. Non è il più importante, che conta. Not just the most important, but what really matters. Amen? Quando noi scacciamo demoni, they came out in the name of Jesus. They came out in the name of Yeshua. They came out in the name of Jesus. They come out in the name of Jesus Christ. They know. And demons know if you know Jesus, not if you know his name and how to pronounce his name. E i demoni sanno che tu conosci Gesù. I demoni sanno
se tu conosci Gesù come persona o che tu solamente conosci o stai pronunciando il nome. Ok? Ok, la prossima domanda, the next question. Nome è Io sono Nicoletta. Nicoletta da Valletta. Avrei una curiosità. Ok. Perché in questi giorni ho avuto modo di poter sentire un po' di versioni sulla Sentire che cosa? Diversioni, Diversioni. sì, sulla persona dello Spirito Santo e la differenza tra Gesù come Allora, persona. possiamo Gesù- fare la traduzione. Sì. Ultimately, lately I've been hearing about different versions about the person of Jesus and the Holy Spirit. Volevo capire qual è la differenza nella persona di Gesù e nella persona dello Spirito Santo. Qual è la differenza? What is the difference between the person of Jesus and the person of the Holy Spirit? Quanto tempo c'hai? How much time do you have? I'll try to simplify it by the grace of God as the Holy Spirit enables me. Con lo Spirito Santo proverò a semplificarla. Questa è la domanda? Ok, puoi sedere allora. So, number one, it is very clear in the Bible that Jesus is called God, the Holy Spirit is called God, and God the Father is called God. Ok? È chiaro nella Bibbia che Dio, il Padre, si chiama, è Dio, Gesù è Dio e lo Spirito Santo è Dio. While they are distinct, they are inseparable. Mentre sono distinti, non puoi separarli. Ok? Non puoi separarli all'uno o all'altro perché sono uno. They are one. While you can distinguish them, they are one. In nature, nella natura, sono uguali. Nel ruolo sono diversi. In their nature, they're exactly the same. Their roles are different. Okay? The Holy Spirit is eternal. No beginning, no end. Lo Spirito Santo è eterno, senza inizio e senza fine. Gesù è senza inizio e senza fine. Padre Dio è senza inizio e senza fine. God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son, they are without a beginning and they are without an end. Jesus is eternal. He became flesh. The Bible says, Gesù è eterno, lui è diventato carne. Ok? Allora, la distinzione tra Gesù e lo Spirito Santo, I like this, the difference between Jesus and the Holy Spirit is Jesus, while he was in a body, mentre Gesù era su questa terra per 33 anni in un corpo, era limitato. Jesus, because he was in a body for 33 years, he was limited. Okay? The Holy Spirit is like Jesus with no limit. The Holy Spirit is Jesus unlimited. Lo Spirito Santo è Gesù senza limite, perché Gesù aveva limite perché viveva in un corpo. Ok? A parte in Filippesi capitolo 2, vediamo. Apart from what the Bible says in Philippians chapter 2, guardate Filippesi 2. Verse 6. Who being, leggete verso 6 da Filippesi 2. Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of God, of men, and being found from the outside, appearing as a man. He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Lo leggo in italiano anche, sì. Leggo da verso 5. Ok.
abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio. Allora lui era uguale a Dio. È uguale a Dio, non era, è. A cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma dall'esteriore, si vedeva come umano, forma di servo, diventando simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, esteriore era uomo, dentro era pieno di Dio. Umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Gesù era pienamente uomo e pienamente Dio. Jesus was 100% human and 100% God. Jesus, in heaven, he has a glorified human body. Gesù nel cielo ha un corpo umano glorificato. Per l'eternità noi identificheremo con Lui. For all eternity we will identify with Jesus. Because from the Trinity, according to Genesis chapter 4, in Genesi 4, Dio disse che l'uomo è diventato come uno di noi. In the book of Genesis chapter 4, the Bible says when the man sinned, Adam and Eve, they said, now, behold, man has become like one of us. For eternity, we will identify with Jesus because he has made himself man while remaining fully God to identify with us. Per l'eternità noi identificheremo con Gesù. La differenza naturale, allora, la natura divina è lo stesso. I'm going to show you one scripture. Well, let's go to 2 Corinthians chapter 3. Voglio dimostrare una scrittura. 2 Corinzi, capitolo 3. Dove c'è Gesù, c'è il Padre e c'è lo Spirito Santo. Where there is Jesus, there's the Father and the Holy Spirit. It's impossible to separate them. There was only one time where they were separated. Anybody knows? C'era solamente una volta sola nella storia dell'umanità, dell'eternità, dove hanno vissuto una separazione temporanea, sulla croce. Noi non capiamo queste cose perché noi eravamo sempre separati da Dio, poi ci sono uniti con Dio per mezzo del sangue dell'agnello. We don't understand what it means to be separated with God in the sense of how Jesus did it, because he was forever with God and God, they were always for eternity. We don't understand eternity. Noi non capiamo eternità. È impossibile capire. We can apprehend, but it's difficult to comprehend. Well, I don't know how you say that in good Italian. Not even in Maltese, I don't know how to say it actually. Nifmu, a un certo punto, ma non nistax nifmu. Possiamo capire a un certo punto, però in verità non possiamo capire. Non abbiamo quella possibilità di capire l'eternità. Ok? È un concetto che non si capisce con la mente umana. Ok? But Jesus and the Holy Spirit and the Father are one. So we only distinguish them in the operation, not in the nature. Noi li distinguiamo dall'operazione, non dalla natura. Dalla natura sono uguali. Naturali, they're uguali. Ok? Però vi dimostro una scrittura, o due forse. 2 Corinthians chapter 3. Ok, vediamo verso 18, verse 18. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine,
di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Second, let me read it in English. Second Corinthians 3, verse 18. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord, who is a Spirit. Now go to Revelations 19. This is fundamental doctrine, eh? Questa è dottrina fondamentale. Where it says, okay, look. Revelations 19, verse 10. And I fell at his feet to worship him. But he said to me, see that you do not do that. This was a servant who appeared. It could have been an angel, but anyway. I'm your fellow servant, and of your brethren who have testimony of Jesus. Worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So we know that we prophesy by the Holy Spirit. Noi sappiamo che noi profetizziamo per lo Spirito Santo. Però qua dice che lo spirito della profezia è Gesù. Here, okay? So, and I'll show you at least one more. Go to Acts. Vi dimostro un'altra. Ci sono tante, eh? Acts chapter 5. Verse 1. But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession, and he kept back part of the proceeds. His wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not yours? Your own, and after it was sold, was it not your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but when you lied to the Holy Spirit, you were lying to God. Avete visto? Allora. Ma un uomo di nome Anania, verso 1, capitolo 5 di Atti, con Safira sua moglie vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendo consapevole anche la moglie, e un'altra parte la consegnò depondendo ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse, Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo? A quelli che dicono che lo Spirito Santo è solamente la potenza di Dio o solamente vento, for those who say that God is only wind or the Holy Spirit is just wind or there's the power of God, look what the Holy Spirit says, the Bible says. Guardate quello che dice la Bibbia, chi è lo Spirito Santo. So Anania ha mentito allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere, del podere. Se questo non si vendeva, non restava tuo, e una volta venduto il ricavato non era tuo a disposizione, perché sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini e non hai mentito al potere del Dio, non hai mentito a un vento, hai mentito a Dio. You haven't lied to a wind, you haven't lied just to the power of God. When you lied to the Holy Spirit, you lied to God. Okay? So in operation they are different. La loro operazione è diversa, però sono lo stesso Dio, the same God, the same nature, la stessa natura. La differenza è che Gesù ha un corpo glorioso nel cielo. Amen? Jesus has the only difference between the three persons of the Trinity is that Jesus has a human
glorified body. That's why he could eat, è per questo che poteva anche mangiare, deve essere risuscitato, però anche attraversare muri con quel corpo. So, God, Jesus, when he rose from the dead with his glorified body, he could walk through walls. He could still eat. So I can't imagine, Jesus walking through the walls and he just ate a fish and the fish made it. Non posso immaginare che Gesù appena mangiato quel pesce attraversava un muro, passava un muro e il pesce cadde dietro. Okay? So I'm not sure if I fully answered it. Non so se ho pienamente dato la risposta, però spero che ti ha aiutato. I hope it has helped you. Next one, sister. You, come ahead. Next question. Come forward, Sissy. So. Jina Donna. My question is, although I've been for a year and a half in Christ, I've had a lot of revelations, all glory to the Holy Spirit. Okay, mela, il-mistoqsija tiegħi hija inni sena u nofs minnu lej u għandi din il-mistoqsija x'namillek. Go ahead. I can't, honestly, when evangelizing, it's the only question that I stick on when Catholics say this to me. So when certain Catholics ask me these questions and talk about this, I still don't know what to answer and how to answer. It's in John 20, verse John 20. 21. Andiamo a Giovanni 20. Jesus is saying, peace be John with 20. you. As the Father sent me, so I am sending you. And then he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, they are forgiven. If you don't forgive them, they are not forgiven. So the Catholics use this verse to explain confession. So I can't understand how to... So, verse 21. Allora, lei sta dicendo che i cattolici usano questa scrittura per giustificare confessando i tuoi peccati ad un prete cattolico. So, Catholics, il-kattoliċi jużaw din l-iskrittura biex jiġġustifikaw ruħhom rigward li qed tara hemmhekk dik tfisser li Alla tal-apostli biex imorru jqerrudnu bithom mal-qasisin. Ok, Holy Spirit help me. Spirito Santo aiutami. Allora, importante per ognuno di noi che sappiamo che ci sono principi di doctrines of interpretation. There are principles of interpreting the Bible, okay, which are very basic. You don't have to know very much, but they are very basic and very important. So ci sono principi per interpretare meglio e giusto la Bibbia, la parola di Dio. So please, every one of you learn these 4 principles. There are more, but these are the most important 4. Ci sono di più, però questi sono i più importanti, questi 4 principi. Number 1, numero 1. Quando noi leggiamo la Bibbia, quando tu stai leggendo qualcosa, when you're reading something, you have to ask you a question, devi chiedere a te stesso, chi sta parlando? Who is speaking? Who is speaking? Meta tistaqsi xi ħadd mistoqsija tgħidilhom taqra l-Bibja inti tittara fil-kuntest min qed titkellem. In questo momento è Gesù che sta parlando. Okay? In this moment it is Jesus who is speaking. Hawnhekk Ġesu qed jitkellem. Number 2. What is the subject? What is the subject? Qual è il soggetto? Ok? Di cui stiamo parlando. X'inhu huwa s-suġġett li qed nitkellmu fuq? 3. Chi è indirizzato? Who is it addressed? Now let me give you a shock. Vi do un shock. Grazie. E nara daw l-erba' regoli. Verse 19, verse 19. Then the same day at the evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled, for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst of them and said to them, Hawnhekk Ġesu, daw kienu magħluqin f'kamra u Ġesu daħal f'nofshom. Remember, why does Jesus does not need to enter through the door? Għaliex Ġesu m'għandu bżonn jidħol mill-bib?
Perché Gesù non ha bisogno di entrare tra le porte? Perché lui è la porta. And he sighed. Then the disciples were glad when they saw the Lord. And he sighed. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Ok, ma la toma il pace, riomeder. Verse 21. So Jesus said to them again, peace to you, pace con voi. As the Father has sent me, come il Padre ha mandato a me, I also send you. Io mando voi. Questo verso cambia tutto come si deve interpretare. This changes everything how it must be interpreted. Very easy. Because when something is not clear, quando qualcosa non è chiaro, qua ci insegna dove dobbiamo guardare. Because he's telling us, this tells us where we have to look. Hawnhekk qed jurina fejn irdu naraw x'inhu l-eżempju, fejn hu l-eżempju. Kif bat Alla l-missier il-Ġesu? Come ha mandato il Padre Gesù? Li ha mandato a confessare i peccati uno per uno, sedendo una scatola. Dimmi i tuoi peccati, ok? Infatti, quando noi guardiamo i Vangeli, when we look at the Gospels, we don't see anyone confessing any sins to Jesus. What? Tell me where you find anywhere Jesus asking somebody, come and confess your sin to me. Non vediamo nessun posto nella Bibbia dove Gesù ha mai seduto o chiesto a qualcuno, vieni a confessare i tuoi peccati a me. No. Una volta che un peccatore, che noi eravamo tutti peccatori, we were all sinners, una volta che qualcuno venne a Gesù, once somebody came to Jesus, ma faceva a Gesù, il fatto che loro sono venuti già a lui, the fact that they already came to him, what would he say? Your sins are forgiven. But let me tell you something. You don't need to tell me. I already told you your sins are forgiven. Partikolari dejjek. Tista tisqarrama l-mulej u jekk għamilta lil ħukja waqtak mur jgħidlu sorry u jagħfir. Hallelujah. Amen. Wait. Now, I will get to you after, my brother. Now listen to this. So as the Father sent me, so now I have to find out how the Father sent him. To make sense for the rest of the scripture. Come il Padre ha mandato a me, allora io devo adesso cercare come essi mandato Gesù. Perché altrimenti non farà senso quello. We never find anywhere in the Bible, because listen, when Jesus gives you a command, you have to find out how it was worked out, how it was manifested. Quando Gesù ci dà un comandamento, per capirlo con chiarezza, tu devi cercare come si manifestò dopo. E noi non vediamo nessuno nella Bibbia ricevendo qualche tipo di sezione di confessando i peccati. E se no, non saranno salvi. La nostra unica confessione, our only confession required of you, is this one. Look at this. Jesus, you are Lord. That's it. The Bible says, if not of you confess your sins, you will be saved. It says, if you confess Jesus Christ as Lord, you will be saved. Now, so we never have to confess our sins? Significa che non dobbiamo mai confessare i nostri peccati? Sì, se c'è adesso come cristiano, now as a Christian, and I messed up, come cristiano io forse ho sbagliato, sì, con la mia moglie, con il mio pastore, con i miei amici, se io ho sbagliato in qualche area con te, io devo chiedere, scusami, if I messed up with you, if I sinned against you, if I've hurt you, I say to you, sorry brother, forgive me. And you have to do like Jesus did. You're forgiven. But you did this to me, and you did this to me, and you did this. That's not Jesus, that's law. And you'll never find out it's enough. La legge sempre ti punta al peccato e alla condanna. Grazie
Gesù ti punta alla grazia, al perdono, alla salvezza. La legge ti condanna, Gesù ti salva. Law condemns you, Jesus saves you. We preach Jesus, we don't preach law. We don't even have one law, not even one dot or comma. We are not under the law. Noi non siamo mai stati e non siamo mai più sotto la legge. We have never been and we never will be under the law. We're under grace. We're under a person. Noi siamo sotto una persona. Anzi, siamo in una persona. We are in Christ. Amen. Hallelujah. But I want to show you another one because this is a very important subject. Go to the book of Luke. Luke 24. As a matter of fact, you can look at it, please, in Acts chapter 8. Actually, we'll look at it because this is a very important question. Many people ask me. Luke 24. Luke, go there. Luca. Queste sono le cose che vi dicevo quando ero ancora con voi. These are the things that I told you about when I was still with you. Che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè. That everything that was written about me in the law of Moses, in the prophets and in the Psalms, that everything that was written about me must be fulfilled. 45. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro. So he opened their eyes to the scriptures and he told them. Così è scritto, this is written, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno. That the Christ had to suffer and he would have risen the third day. E che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono e che nel suo nome, that in his name, sarebbe predicato, would have been preached, il ravvedimento ravvedimento in inglese, repentance of sins, the forgiveness of sins. So what we are called to preach? Not come and confess your sins. It means you tell them, like Jesus did. What did he ever do? Go, your sins are forgiven. So what? Because this is what Jesus came doing. As the Father sent me, I sent you. So Jesus came preaching forgiveness, not preaching confess your sins. Now this is hard for Roman Catholics. It was hard for me too, because I was always taught like this. But you have to back it up. We have to back it up with Scripture, and you have to see Jesus doing, and you have to see doing it. You have to see the apostles doing it. And if you don't see Jesus doing it, you don't see apostles doing it. What the heck are you doing it for? So quando qualcosa è scritto nella Bibbia, un principio, tu lo devi vedere. Tu devi vedere Gesù che la sta facendo, devi vedere gli apostoli che la stanno facendo, e se tu non vedi neanche Gesù né gli apostoli facendo questa cosa, allora che stai facendo questa cosa? Capite? In Luca capitolo 4, verso con San Cunnoti e Nek. Ok, insomma, cacao con Saneit. Cavallo, che cavallo. Luca 4. Allora, capitolo 2, la Bibbia dice nei primi capitoli 1 e 2, that God has chosen the foolishness of preaching. That's it? Yeah, that's it. La Bibbia dice che Dio ha scelto la follia della predicazione, per salvare le anime. It's foolish. È follia. Ok? Poi in Atti 8 c'è un esempio perfetto, perché noi dobbiamo imitare. In Atti 8 c'era un grande revival, come si dice? Che
ravvedimento, c'era un revival, come si dice, fratello? Un grande risveglio. C'era un grande risveglio in questa città. Molti diventavano cristiani, si convertivano. Many converted and became Christians through the preaching of the gospel of Philip. He did not confess one sin to anyone, or they confessed no sin to not even once him. He just preached the gospel. He preached the kingdom and he preached Jesus, the Bible says. Lui predicava, Filippo l'evangelista, predicava il regno di Dio e il nome di Gesù. Appena loro, la Bibbia dice qua, che tutti coloro che hanno sentito e creduto si sono salvati. All of those who have heard and believed, they were saved. We're healed, we're delivered from demons. Tutti quelli che hanno sentito e hanno creduto, hanno ricevuto, si sono salvati, liberati, guariti. C'era un gran revival, c'era un gran risveglio spirituale. Poi c'era in mezzo un grande stregone che tutti nella città conoscevano. There was what do you call it? A witch. He was a magician, a big magician. He used to be called the power of God, believe it or not. Can you imagine? They called him the power of God. La Bibbia dice che in Atti 8, in Acts 8, the people of that town, they used to call this magician the power of God. But when the power of God truly appeared, ma quando la potenza del Signore vera apparve, lui si convertiva e voleva questa potenza adesso, perché ovviamente ha visto che questa potenza è più grande della sua potenza. Because when he saw that the power of God that the disciples and the apostles were bringing was much bigger than his power. Okay? Now, at one point, when he saw the power of God falling upon the new converts, quando in un momento quando lui vede che la potenza di Dio cadde su questi tutti che eravano presenti e ricevono il battesimo dello Spirito Santo parlando nelle lingue, lui chiede agli apostoli: io voglio comprare questa potenza. He told his apostles, when he saw the power of God manifesting, he said, I want to buy this. Buy. Look, verse 17. So, quindi imposero loro, gli apostoli, le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. So, they saw, the apostles put their hands and all of those received the Holy Spirit. Questa cosa noi l'abbiamo sperimentata in Puglia 3 settimane fa. We experienced this in Puglia. We saw this. The power of God. Mighty. Simone, quello che era stregone prima, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro dicendo. So he saw the power of God and he offered the apostles money so that he will buy this power. And he said to them, and they said to him, he said to them, lui disse a loro, date anche a me questo potere affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse, so give this to me, this power also. Those of you who are Catholics should look at your Bible right now. Peter, according to Roman Catholics, the Pope. Pietro, secondo i nostri fratelli e amici cattolici, il primo Papa. Guarda che diceva il primo Papa dei cattolici. Non c'è Papa, nella Bibbia. Infatti neanche ora non c'è nessun Papa. In fact, even now there's no Pope. That's a good one. Let's go. Verse 20. Ma Pietro gli disse, il tuo denaro, non gli disse, vada con te in perdizione perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Your money perish with you because you thought that the gift of God can be bought with money. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna. You have no part in this and you have nothing to do with this. Perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio.
Because your heart is not right before God. Ravvediti, repent dunque di questa tua malvagità, from this evil thing of yours, and come to me and confess your sins right now. Is this what Peter said? That's not what Peter said. He said to him, and pray to the Lord, affinché se è possibile ti perdoni il pensiero del tuo cuore. So if it's possible, we will forgive the intentions of your heart. He didn't come to him, come to me, yeah, come and confess your sins. Nel nome del Padre. Dimmi figlio, dimmi che figlio. Volevi pagare per lo Spirito Santo. Ok, adesso io ti perdono. Vai a dire 3, Santa Maria, Ave Maria, Gabriele, l'Angelus tutto. E forse sarai ponderata, non lo so. Ma che cacao? Dove si trova questo coconut? من Facebook dan il-bakkaljaw. Where did they see all of this cacao? Da nessuna parte, neanche un parte. So, 1 John 1:9. Do we confess our sins? Yes. As Christians now. Come cristiani sì, confessiamo i nostri peccati quando io pecco come figlio di Dio adesso, non per essere salvo, per non rimanere condannato sotto il peccato, perché il Signore mi vuole che io vivo libero dal peccato, perché noi non siamo più condannati, non c'è più condanna per noi, per quelli che appartengono al Signore. Now, when we sin as Christians, listen, if a sinner confesses his sins to God, is he saved? No, he's not. He has to confess Jesus Christ as Lord to be saved. Get your theology right. Se un peccatore confessa i suoi peccati a Dio, ascoltate bene, lui è salvo sì o no? No! Dove si dice questo nella Bibbia? Un peccatore che confessa i suoi peccati a Dio. No. Un peccatore deve confessare Gesù Cristo come Signore per essere salvo. Poi, mentre stai ancora crescendo, while you're still growing up as a Christian, and you mess up. Anyone messed up since you've been a Christian? Oh, baby, you're bad. No, we've all messed up. We've all sinned. Amen? So now, that's why in James 5, in Giacomo 5 dice, confessate i vostri peccati uni con l'altro. E ovviamente il peccato che io ho fatto con te, non il peccato che io ho fatto con la mia moglie, che c'entra di te? When the Bible says in James chapter 5, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. Confessate uno all'altro i vostri peccati, pregate per gli altri, uno e per l'altro, così sarete guariti e perdonati. Io non vengo dal pastore Nicola, confesso quello, per esempio, il peccato che ho fatto contro Mario, che c'entra lui? What does he have anything to do with what I've done against Mario or Mario against me? If I've done something against Mario, I have to go say, brother, I'm sorry, forgive me. That's it. And Mario, as a man of God, who has been forgiven, hello, don't ever forget that, okay? You've been forgiven too. Amen? He forgives me. Because by grace, I've been saved, and by grace, I save others. With grace, con grazia io sono salvato, e per grazia io salvo altri. Vai, pastore. Volevo... Un momento, fratello. Un momento, abbiamo Mario che vuole dire... Sì. Hello, how smoke? Hello. The sisters asked you that. This sister has asked me. ذاك اللي تربط يكون مربوط ذاك اللي تدخل يكون مهلو. Yes.
Okay. So, okay, let's read it again. Sorry, scusami, fratello. John. Number 1, that scripture is written in Matthew chapter 16, and it's also in Matthew chapter 18. So, go there. Let's go to John again. John. John 20. A chi perdonate i peccati saranno perdonati, a chi riterrete saranno ritenuti. Ok. Dopo che Gesù disse ricevete lo Spirito Santo, after Jesus said receive the Holy Spirit, he said, whoever you forgive their sins will be forgiven. And whose sins you retain, they will be retained. Now listen attentively. Holy Spirit, help us. Did Jesus say here, be careful. Did Jesus say here, Gesù diceva qua, a chi perdonerete i peccati, io li perdonerò. A chi riterrete, io li ritengo. Ha detto così. Ok. Did Jesus say, whoever you forgive sins, I forgive them. Whoever you keep their sins, I keep them too. Is that what Jesus said? No, but that's exactly what they make it sound. As if you don't confess your sins to the priest, then neither will God forgive you. So now they become manipulators of God. So now your salvation is based upon the opinion or the sentiment of a man, not the unconditional love and grace of God. Allora adesso, quando fanno questo testo, interpretandolo siccome quasi che adesso, con ogni rispetto, il prete cattolico sta manipolando Dio, se Dio deve perdonare te o no. You're manipulating God, whether God should decide whether I am forgiven or not. That's not what the Bible is saying here. We don't see that anywhere. Non vediamo queste cose. Listen, I'm going to tell you something. I know this is going to go on YouTube. I love Roman Catholics, I love Protestants, I love Orthodox, I love everyone as a Christian. But the fact that for many centuries were taught, il fatto per molti anni, molti hanno creduto questo insegnamento sbagliato, che se io voglio avere i miei peccati perdonati, devo confessarli con un prete e quasi lascio il prete a decidere se io sono perdonato o no. E questo è manipolio. This is witchcraft. I'm manipulating God whether you should be forgiven or not. What about if God has forgiven you and I have not forgiven you? That means if I don't forgive you, God has not forgiven you? Quello significa se Dio mi ha perdonato, però se io non ti ho perdonato, significa adesso che non sei perdonato? Noi sappiamo se io non perdono, neanche io sono perdonato. We know that if I don't forgive, not even I am forgiven. So, this is really bad. Listen, if I want to, let me tell you something. If I want to manipulate many people, let's say if I want to control or manipulate a church or a movement, I will teach you that unless you come to me, you can't be saved. I will teach you that unless you confess your sins to me, you can't be saved. You must confess your sins to me as the high apostle. Se io volevo controllare un gruppo, un movimento di una chiesa, io vi insegnerò, tu per essere salvo devi venire a me. Se non vieni a me non sarai salvo. Se tu non confessi i tuoi peccati a me, tu non sarai salvo. E per molti anni è questo che hanno predicato. Now, for many years, this is what they've preached. Unless you go to a priest, you can't be forgiven.
What the heck? That's hogwash. That's demonic from the pits of hell. Manipolio, it's manipulation, which is witchcraft in the church. God have mercy. So now, there is a passage which is it has a lot of meat in it. It's in 2 Corinthians chapter 2. No. Yes, 2 Corinthians chapter 2. Where the church now, oh boy, this is good, open your ears quickly. Aprite gli occhi perché lo Spirito Santo sta per parlare. Paul says to the church, listen to this, that we're going through a certain situation of somebody who sinned in the church, and it was a bad sin, I must say. Paolo stava parlando su qualcuno che aveva peccato, un peccato che era brutto, grave. Prima, in 1 Corinzi capitolo 5, li hanno buttato fuori dalla chiesa. First they kicked him out of the church. And Paul rebukes the church. Paolo, come si rebuke? Ripudiò la chiesa perché come l'hanno trattato questa casa. Because he rebuked the church how they dealt with it. So this poor guy, although he was guilty, he ended up being kicked out, and he was actually treated as an outsider. And Paul says, I give him up to the destruction of flesh. I give him up for the destruction of his flesh, so that his souls will be saved. Now, many of us may think the destruction of the flesh means kill him. Molti di noi forse abbiamo creduto che Paolo li stava uccidendo, perché quando lui diceva li ho dato ai mani del diavolo per distruggere la sua carne, così la sua anima sarà salva. In 1 Corinzi 5. Però noi sappiamo che dopo, in 2 Corinzi capitolo 2, Paolo dice, we know in 2 Corinthians chapter 2, Paul says, do not punish this guy anymore. Otherwise you're going to make him give up. You need to now receive him back. He's received punishment enough. And you must forgive him, he said, like I forgave him. That's why many people with big mouths, people will come back into the house of God and they will remind them of what they did in the past. And let me tell you something, if this man will find out about you, I'm about to rebuke you publicly. And if I hear somebody with a big mouth, I will deal with you publicly. Things in this church are going to change. No more manipulation, intimidation, and witchcraft from people using authority which has not been given to them. That's why there's only one Father in this house. I call the shots after Jesus. Nobody else. And those who have ears to listen, you better listen. So, in Matthew 16, 13 through 18, in Matthew 18 through 15 through 20, Jesus says, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you shall lose on earth shall lose in heaven. He said it to Peter, he said to all the apostles, and now he said it to everyone who believes. In Matteo 16, in Matteo 18, da verso 18 verso 21, e poi in questo passo Giovanni, Gesù dice, qualunque cosa voi legate sulla terra sarà legata nel cielo, qualunque cosa voi rilasciate sulla terra sarà rilasciata nel cielo. È lo stesso. Prima l'ha detto a Pietro, secondo poi ha detto a tutti gli apostoli, i discepoli, e qua lo dice a chi crede, a tutti quelli che credono. Quando io ti perdono, io ti sto liberando. When I forgive you, I am liberating you. And guess what? You're liberating someone else with him, yourself. Stai liberando qualcun altro con quella persona, te stesso. Amen. So yes, when somebody who just recently, actually, nobody knows about this person. Just recently, this week, somebody said to me, Pastor, I would like to come back to church. And I said to this person, I said, if you want to come with a repentant heart and you want to make things right, my arms are open for you. We preach reconciliation,
not destruction of souls. But don't do the pastor's job. I'm the pastor in this house. Only by the grace of God. And one of the best things that you can do in this house is keep your mouth shut. Open it only to bless and to build. Guardamela, perché una delle cose che devono essere fatte in questa casa di più da oggi in poi, che mantieni la tua bocca chiusa e dare grazia e costruisci, non distruggi. Nessuno ha voglia, molte volte la persona che alcuni vogliono distruggere sono io, sfortunatamente. Anche, even unfortunately, some of the people, the way certain things people say, actually I'm the one that they want to destroy and bring down. How nice and loving, eh? That's demonic, brothers. That's usurping authority, yeah? Not everyone with a smile, his heart is right, or her heart is right with God. Non tutti che hanno un bel sorriso e il loro cuore è giusto davanti al Signore. But there is grace and repentance. There's repentance for everyone. C'è ravvedimento per tutti. Amen. I give you one. I know I'm talking too much, but let me tell you something. If you don't want to fall, keep your place, and don't do more than you've been given. If you die today, if Jesus comes today, God will judge you how faithful you were in your place. That's it. Jekk inti tmut illum, jew Ġesu jiġi għalina llum, Alla ħeġġudikak kemm kont fidil f'dak li f'dak. Authority is always given, not taken. L'autorità deve essere delegata a te, non presa da qualcuno. Amen. I said a lot. I hope many will hear it. Speriamo che molti la sentano. Gloria a Gesù. Ahiare, esatto. Even the Lord's Prayer, anche la preghiera del nostro Padre. Dice, perdonaci i nostri peccati come noi perdiamo gli altri. Forgive us our sins as we forgive others. Amen. So, Pastore, vieni. Volevo solo rafforzare quello I want to enforce che è stato detto, no? what has been said. Se io If I conosco i tuoi peccati, know your sins, tu sarai sempre manovrato da me. in fact, you will always feel bad with me. And manipulated. You will feel like maybe I can manipulate or something. Quanti di noi in passato hanno confessato qualcosa a un amico How many of us, sometimes we've confessed something we've done to a friend, e dopo è finita l'amicizia e ci si è sentiti male? after that friendship ended, whatever I said to him or her, they use it against me. La Chiesa Cattolica, io lo sono stato per una vita, The Roman Catholic Church, which I was part of it for many years, si divide i quartieri delle città. they are divided in different places in the city. Ora vi faccio un esempio. Malta, 4 sacerdoti si dividono tutta Malta. I give you an example. For example, in Malta, for Catholic priests, they're divided in all of Malta. Io sacerdote I am a conosco priest. i peccati di tutta l'assemblea. I know all the sins of this assembly, congregation. E dico, Mario, And I say to Mario, non devi votare a destra, devi votare a sinistra. Mario, you cannot vote to the right, you have to vote to E the Mario dice, no, ma io voglio votare a sinistra left. perché... But Mario says, no, I want to vote to the left. Mario, devi votare a destra. You have to vote to the right, bro. Questo è successo. This is what has happened. L'uomo ha manovrato per secoli le città. Il-bniedem immanuvra u prova jimmanipola, man has tried to manipulate cities. E oggi c'è And today- gente, anche cristiana, And today even many, including Christians, con la depressione with depression perché si sente ancora colpevole because they feel del still peccato guilty che ha commesso. of the sins that they have done. Amen. I think that's enough for today, Bryce. Credo che questa basta per oggi. Does this help you? Did it help you? There is more on the YouTube.
There's more on YouTube. I will send you the link. صحيح. But if you remember those 4 laws, keep it in context. Who's speaking, what's the subject, who's being addressed. And if you don't understand it still, check how Jesus did it. And check how the apostles did it. If you don't see Jesus doing it, if you don't see the apostles doing it, they're definitely doing it wrong. Jekk ma tarax il-Ġesu qed jagħmilha, jekk ma tarax l-apostoli qed jagħmilha, mela dak li qed jagħmlu x'qed jagħmlu. Għax min fejn ġabu għadi. Tifhem? Imma vera it is very useful to control people. And plus, if we add to, don't read the Bible because it will confuse you. U jekk iżid magħha taqrax il-Bibja x'tħawdek, u għajja għandi biex inti jħfrulek nobietek. Wow, that's really easy to keep you under my dominion. Kemmu faċli biex nżommok id-dominat bija. Listen, I love River of Love, but ultimately, you're not mine. You belong to Jesus. Jesus died for every one of us. Jesus shed his blood. Yes, I don't want my children to leave, but ultimately, whoever wants to leave, especially if they leave wrong, because you can be sent or just went. But if you leave wrong, you are going to hurt yourself ultimately, because when you don't do things right, how can God bless you? Jekk inti ma tagħmilx l-affarijiet sewwa, kif ħajbirkek Alla? Kif ħad tippretendi li Alla jiffavorixxik meta inti mort kontra l-prinċipji tiegħu stess? Oh yeah, he loves you, imma so he loves the sinners too. Vera jħobbok, imma anke li midin min ħobbok. So, as we mature, we seek to do things honorably and do things right. And I always say, with the heart of the Father. See Jesus doing it. Ara l-Ġesu jagħmilha. How would Jesus do this? How would Jesus handle my sister? How would Jesus handle my brother? How does Jesus handle the pastor? Well, the sister, okay. The brother, the pastor, that's a different thing. Let me tell you something. I know this is a shock to some of you, but I'm still a son of God. Before I'm a pastor, apostle, or anything. Don't ever forget that. Not just me. He's a pastor. He's still a son of God. Voi italiani, ricordate questo, che mentre voi state crescendo sotto la cura del vostro pastore, anche se lui è il vostro pastore, è padre spirituale, lui, prima di tutto, è figlio. E anche lui passa dei dolori. Però non può parlare con nessuno di voi. Even he hurts, but he can talk with none of you. Let's have the heart of God. And be careful what you say about a brother or sister and what seeds you're sowing in their hearts. It's damnable. State attenti a quello che esce dalla bocca e corrompi l'image. L'immagine di un fratello o una sorella, o del pastore, dell'apostolo. Be careful when you ruin the image of a brother or a sister. Shut up in Jesus' name. Let's all stand. Wow. Alziamo le mani. Anzi, prendete uno all'altro le mani. Grab each other's hand. Grab each other's hand. Pray for the church. Pray in the Spirit for the church. Pregate nelle lingue per la Chiesa. E tolbu allo Spirito Santo biex invadi kull qalb fil-Knisja. Halleluja, grazie Gesù. Sukarata la mandai. Sombra yakata sikata. Jesus, Jesus, Jesus. Rokata la niminikata la sikata. Shobri hasikata. Thank you, Lord, that you are doing a heart transplant, Signore. Stai facendo un trapianto in ogni cuore, Signore. Darci il cuore di un padre. Darci un cuore dell'amore, Signore.
Jesus. Ora cabassata. Dichiariamo che tu regni, Gesù. Tu guarisci la tua chiesa. Tu guarisci la tua sposa, Signore. You heal your church. You heal your bride. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. And Lord, uproot from our hearts words that were spoken to us or we said to others to bring damage, to bring hurt, to bring pain. Lord, remove it, Father. Alleluia, Signore, stradica ogni parola che è stata seminata nel nostro cuore, nella nostra mente, parole che sono state dette da noi, dalla nostra bocca, seminando confusione, divisione, paura. Nel nome di Gesù, stradica ogni seme che il diavolo ha usato per distruggere i tuoi figli. Signore, io prego oggi per ogni sorella e fratello, ogni figlia e figlio di questa casa, di questo movimento, Signore. I pray right now for every daughter, every son, for every sister, for every brother of this house, Father, that not one will be left behind. Hallelujah, thank you, Jesus. Non neanche una, Signore, neanche una, Signore, saranno persi, Signore, abbandonate, Signore. Jesus. Not one. Not one. Thank you, Holy Ghost. Ora casita la mandoro koboshatalasa. Lavaci, Signore, per il sangue dell'agnello. Wash us with the blood of the Lamb. Wash us, Lord. Wash us. And glorify your name. Hallelujah. Lord, we boldly decree Satan has been defeated and Christ Jesus is exalted. Hallelujah to the love of God. Dichiariamo, Signore, che Satana è stato sconfitto e Gesù Cristo è innalzato nel nome di Gesù di Nazareth. Hallelujah. Gloria a te, Gesù. Amen. Hallelujah. Ci vediamo alle 5:30. We see you at 5:30. God bless you. Hug one another. And if you need to confess your sins to somebody that you've messed up, you better do it. Se avete bisogno di confessare i vostri peccati con qualcuno, vai e fallo.